Giorgio, facciamo il riepilogo. Facciamo un riepilogo. Allora, velocemente con la slide numero 1 abbiamo visto che praticamente l'Italia terrestre ormai, diciamo, come conoscenza è noto quasi a tutti, abbiamo un 97,5% che lo conosce e chi non lo conosce paradossalmente sono proprio gli anziani che dovrebbero beneficiarne di più in futuro. Gli spieghiamo dopo. Per quanto riguarda poi in particolare la possibilità, la difficoltà che si ritiene di avere nel vedere le emittenti come Antenna 3 ad esempio, il 56,7% degli intervistati ritiene che non ne avrà. Quindi già questo è un dato che si ritiene interessante. No, questa è un'altra slide, siamo passati già forse ne hanno saltata una, credo. Era la slide numero 6. Dei decoder. Sì. Sul possesso dei decoder. Sul possesso dei decoder, diciamo dato adesso ogni ora. Andiamo in camera che non coincide quello che racconta lui con quello che stiamo vedendo. Andiamo alla numero 2. Allora, la slide numero 2 per cortesia. Andiamo alla numero 2, è la slide sul possesso dei decoder. Vediamo che il 74,8% degli intervistati lo possiede, un 25% no. È un dato naturalmente che risale a qualche giorno fa e ogni ora, come ci diceva, ci testimoniava con la fetta verde si restringe. La fetta verde si restringerà sempre di più. Di Paolo Berlusconi, perché con la Solari.com produce decoder in serie. Ecco, sul fatto che c'è disinformazione sul tema, abbiamo la slide numero 3, abbiamo chiesto agli intervistati se ritengono che di sapere, cioè se in base alle loro informazioni sono d'accordo con questa affermazione, il digitale terrestre permetterà di guardare un maggior numero di canali televisivi. Abbiamo un non sa non rispondere che pare un 10% e solo il 40% è d'accordo con questa affermazione, quindi non è proprio chiaro il vantaggio che a tutti il vantaggio che darà il digitale terrestre. Come pure la successiva, la numero 4, ancora di più, in cui abbiamo chiesto ai nostri intervistati se in base alle loro informazioni sono consapevoli del fatto che il digitale terrestre offrirà un segnale televisivo di qualità superiore, addirittura un 21,4% non risponde e solo un 18% è molto d'accordo con questa frase, quindi alleggia un po' di perplessità, di scetticismo. Ma di disinformazione direi soprattutto. Le ultime due sono la 5 e la 6 e la slide 5 riguarda l'interesse rispetto alla possibilità dell'interattività, cioè il fatto di poter vedere sondaggi, rispondere a sondaggi televoti, giocare a quiz, acquistare prodotti eccetera. Pare che la maggioranza assoluta non sia interessata a questo tipo di possibilità che offre il decoder, cioè il 52,9% non è interessata contro un 44,1%. E l'ultima è la possibilità di accedere a dei servizi a pagamento invece con il digitale terrestre, in questo caso il giudizio favorevole è molto più elevato, abbiamo un 67,6% che è interessato contro un 32,4% che non lo è. Ecco, l'ultima, scusa, in assoluto era quella che abbiamo perso prima, cioè la numero 7, in cui abbiamo chiesto agli intervistati se credono che avranno difficoltà a trovare i canali delle emittenti locali come Antenna 3 Nord-Est una volta che passeranno sulla piattaforma digitale. E allora lo riprendo per completezza di informazione, il 56,7% degli intervistati ritiene che non avrà difficoltà, un 43,3% invece pensa di averne.